tasto dolente, medio credito e Friulia. Si parla tanto, secondo voi qual è la situazione reale? Ma noi stiamo osservando con molta preoccupazione la situazione di queste due società regionali perché stiamo constatando il rafforzamento della posizione delle grosse banche al loro interno, e qui stiamo parlando di Unicredit, in particolare della Fondazione Cassa Risparmio Trieste, che è anche un socio di Unicredit, che stanno acquistando quote sempre di maggior dominio in queste due società, e sappiamo che queste grandi banche non fanno certamente gli interessi del territorio, guardano di più alla loro patrimonializzazione, più alla loro redditività che non al resto. Noi in questo frangente avremmo preferito che nelle politiche di gestione di queste due società si fosse guardato al rafforzamento della posizione del microcredito, quindi delle casse rurali, che sono quelle che in questo momento di crisi sono le uniche che garantiscono il credito agli artigiani e alle piccole imprese. Però si parla poco, si parla di problemi occupazionali, però quello che sta succedendo nel sottofondo non si vuol dire. Probabilmente anzi sicuramente andiamo a toccare interessi molto particolari, molto delicati, però ricordiamoci che questa crisi economica e occupazionale è dovuta soprattutto alle ristrettezze di credito, perché le banche, prese dal panico e da investimenti fatti male, qui non è il caso di andare a sintetizzare la storia, ma le piccole banche sono le uniche che sono state prudenti negli anni passati e hanno ancora capitale da poter garantire e rischiare a darlo ai piccoli imprenditori. Rischio relativo perché i piccoli imprenditori qui in Friuli sono sempre stati quelli che hanno garantito alle banche di restituire i prestiti loro concessi. A settembre, nuvoloni ulteriori in arrivo oppure il sereno si potrà vedere? Ma io credo grossi temporali. In tempi di spreco dell'acqua torna a far parlare la fonte sorgiva del Faet a Cormons. Questa si trova nella parte sud-est della cittadina collinare, in località Pradis, facilmente raggiungibile a pochi metri dalla strada regionale 409 che conduce a Pessiva in Subida. Da questa fontana esce un'acqua solforosa dichiarata dalle ultime analisi potabile, anche se l'odore, dalle nostre parti si dice di uff clop, non invita alla bevuta. Una volta superato l'ostacolo olfattivo, però, si scopre qualcosa di particolare. Peccato che alla vista del visitatore foresto lo spettacolo non sia all'altezza delle sue aspettative. L'area ricavata attorno alla piccola fontana non è un bel vedere, lasciata all'abbandono in preda degli emuli di Attila, poco curata nella manutenzione. Il tutto lascia allibiti coloro che volessero visitarla, oppure passare qualche ora immersi nel verde, giusto per staccare la spina dal quotidiano. Nel frattempo il solito scarica barile, le colpe sull'amministrazione comunale, rea di non interessarsi a trovare la soluzione giusta, come sempre in questi casi, senza suggerire la risposta esatta. Una cosa è certa: se non si interviene in tempo la frittata si consumerà, e una volta che ciò sarà accaduto le parole di uno o dell'altro serviranno a ben poco. Un consiglio da semplice cronista di provincia, amante del suo territorio, a chi può. Cari amici, prevenire è meglio che curare.